I carabinieri del NAS di Palermo, nell'ambito dei servizi predisposti a livello nazionale dal Comando Carabinieri per la tutela della salute, in collaborazione con il Ministero della Salute, finalizzato alla verifica dei servizi di ristorazione delle imprese di catering assegnatari della gestione delle mense presso gli istituti scolastici, ha proceduto a una serie di attività di verifica sui territori delle province di Palermo, Agrigento e Trapani. La collaborazione dei comandi territoriali dell'Arma dei Carabinieri finalizzata a verificare la corretta gestione in materia di sicurezza e di igiene. Nel corso dei controlli sono state ispezionate 34 aziende di ristorazione collettiva, operanti all'interno delle mense scolastiche di ogni ordine e grado. A conclusione delle attività ispettive sono state accertate 11 irregolarità in alcune strutture, a seguito delle quali sono state segnalate alle competenti autorità amministrative 12 persone, contestando 21 sanzioni per un valore complessivo di circa 8.500 euro. Nel corso degli interventi sono stati altresì posti sotto sequestro amministrativo 210 kg di alimenti irregolari per la mancata tracciabilità sull'origine per un valore commerciale di circa 5.000 euro, eseguiti provvedimenti di sospensione dell'attività nei confronti di 3 aziende delle province di Agrigento e Palermo. La maggioranza delle infrazioni ha riguardato aspetti sanzionatori amministrativi come le carenze strutturali, le impiantistiche dei locali, delle attrezzature destinate alla preparazione dei pasti, la mancata attuazione delle procedure di autocontrollo, l'assenza di tracciabilità degli alimenti con uso di materie prime di cui non era possibile identificare l'origine. Elementi essenziali al fine di individuare e contenere possibili casi di intossicazione causati dal consumo di alimenti nocivi o pericolosi, in considerazione anche che gli alimenti erano destinati alle fasce sensibili minorenni fruitori delle mense scolastiche.